Mister Mauro Zironelli ci chiude in parità il derby con il Brian Lignano, pareggio nel finale di Pegollo. Come analizzare questa gara? Ma abbiamo fatto secondo me un bel primo tempo dove abbiamo avuto due occasioni importanti con Steffè e Gaspardo in ordine e mi sembra Camarà sul tiro che è uscito di poco, di piattone su un cross di Furlan, quindi un bel primo tempo nonostante la pioggia di ieri, il campo permetteva, soprattutto nel secondo tempo, non permetteva quella manovra veloce, poi loro sono rimasti in 10, non siamo partiti bene nel secondo tempo, abbiamo messo una punta in più e siamo andati un po' meglio, abbiamo allargato il gioco e su parecchie palle dall'esterno siamo riusciti finalmente, meritatamente credo a fare il gol. Poi anche nel primo tempo abbiamo avuto l'altra occasione con Furlan che ha fatto gol direttamente da calcio d'angolo, ma sinceramente mi sembrava che il loro portiere fosse caduto all'indietro da solo, però non l'ho rivista. E niente, ci portiamo a casa il punto, la prestazione del primo tempo buona, al secondo si sono messi da dietro, ovviamente sono rimasti in 10 con l'espulsione del portiere e abbiamo fatto meritatamente il gol, poi potevamo essere un po' più lucidi su, su altre due o tre situazioni nel finale, però finalmente anche noi abbiamo fatto quel 90esimo che, che l'avevamo sempre subito, quindi un punto che comunque muove la classifica, peccato, volevamo fare a percorso netto qui derby, ne abbiamo vinti 3 e pareggiati 1 su 4, quindi il, i 10 punti su 12 su 4 derby possiamo stare contenti, peccato perché potevamo rosicchiare un po' dei punti alle dirette concorrenti per i playoff.